Un'altra operazione antidroga desa Guardia de Finanza de Nugoro, sor militare desa compagnia desa Guardia de Finanza de su comando provinciale, diretta da su capitano Alessandro Bongiorno, hanno arrestato Orzovanor de Nugoro e denunziato attero stress che s'accusa de possesso pro spaccio de droga. Attero arbatto spessonese sono state arsinzaladas as autorità amministrativa pro possesso de droga pro impreo personale. Sor finanzieri desa compagnia de Nugoro sono stati azzudados dai sos collegas de su nucleo de polizia tributaria, dai due agenti desa questura de Nugoro e dai sas unidades cinoffilar desa Guardia de Finanza e desa polizia penitenziaria. S'operazione è stata fatta entre Nugoro e Orane e ha permesso a sor militares di recuperare 200 grammi di marijuana in intro de pacchetteddor de cellofan, dinari in contante e tutto su necessario pro pastinare e spacciare sa droga. S'operazione è durata parizzor meses, in sinteri sor finanzieris han chiuso il movimento desa persones indagadas e documentau s'attividade de spacciu. Erisi sa procura desa Repubblica ha dau su via libera sas perquisizione domiciliares in Nugoro e Orane e a su vermu de sos indagaos. S'allimba sun prendasa este su convegno dedicato a sa traduzione de opera letterarias in limbas nazionales e minoritarias, organizzato da Diego Corraine, presidente della Società de Prosalimba Sarda e su consorzio universitario nugoresu. Si spuntu pro su convegno est stata sa traduzione in sardo dell'opera de Antoine Saint-Exupéry, Il piccolo principe, che est stato de profetto pro generazione de pizzinnoso e non pezzi pro issoso. Proprio mogende da esas traduzziones in sardu, maltesu, saligheresu, tabarchinu, totus imprentadas da esa dom editora nugoresa Papiroso, su convegno est stata s'occasione pro dare desimportanzia de su plurilinguismu pro si sviluppu desa pacche. Una forma de tolleranza e solidariedade di fattisi escussas desa limbas maggioritarias de accettare e assicurare si sviluppu desa limbas minoritarias in su rispetto desa diversidade de cada zenia. In sa chistione desa tancada desa Camera de Commerciu de Nugoro, istituia in su 1927, che in su numene de corporazione interveniti in una nota Gianfranco Seddone, direttore de Sapan Sardigna, che riuniti sas impresas medias e minorese. A pustir di 88 annos arribata sa nova chi sa Camera de Commerciu tancata che in decreto de su cussizzu de sor ministroso legge 7 de agosto 2015 pubblicata in sa Gazzetta Ufficiale su Seichi, iscrive Seddone. Una decisione piccata a vorzisi che ensan dischire sos politicos regionales e nazionales e sa segreterias provinciales de sos partios e de sos sindacaos e pro cussu non est stato possibile a facere per una mobilitazione contra si seperu des esecutivu. Ma sa nova est arribata a pustir de sa firma de su decreto e de sa pubblicazione in sa Gazzetta Ufficiale e dunque non si pode fa che sprunudda. Finza s'emendamento presentato da su senatore Giuseppe Luigi Cucca, supra su riordino de sas Cameras de Commerciu non ha più per un effetto. Su governo ha deciso che sa Camera de Commerciu de Nugoro si deppet accorpare che in un'altra sede. Un'istituzione che durata dai belle 90 anni oramai sta accabada, scrive Seddone, e accaban pure usas cuntierras intre sos associos pro avere un ruolo in intro de su cussizzu generale fatto dai 23 membros e desa giunta camerale fatta dai escussizerisi. Non batta più mai un accordo pro essere in sa Camera de Commerciu totus os associos imprenditoriales presentes in Nugoro. Sa decisione de su governo di accorpare sa Camera de Commerciu, secondo su direttore de Sapan, e servia a lasciare in città de sa prefettura e sa questura. Sa Camera de Commerciu, che ha declarato de are un scusorio de 10 milioni de euro, se chissà notta, di ade per investire in su territorio azzudando sas aziendas in difficoltade, attivitades giovanili e novas, sos consorzio orfidoso che hanno difficoltades economicas. Atteras istituziones a rischio sono l'archivio dei Statu e sa motorizzazione civile, ente, concruitis e done, pro su cale si deppia aggerrare tutto parisi pro non che se stramudavo in un'altra provincia. Pro una die ana lassau sas aulas des Istituto Istoricu de sas Magistrales pro facere una passizzada in sas carreras de Nugoro e connoscere menzus unos cantor frávicos istoricos e monumentos.
Sos studentes de su liceo de scienzias umanas e musicales di Fattisi hanno partecipato a sai due chi zorronadas a mondiales e de su trekking urbano, che quest'anno sichitis a filosofia, cibo per l'anima, cibo per il corpo. A sa manifestazione hanno piccao parte centinar dei studentes che accompagnaos de sor docentes su un moglior de carrera de fenu con l'anno indennantir de su palatu de su governo, provalare in carrera la marmora e facer tappa in uno de sor monumentos o istoricos de Nugoro plus connottoso, sa cresiedda de sar Grassia Arvezzas. A Pustisi sono andaus a su Museo de su Costumene e a sa cattedrale de Santa Maria. Un'iniziativa che ha posto parisi attività fisica e trekking urbano, disciplina che servia per conoscere sa cittade, sos cuzzoni suos pruscuvaoso, sos ascusorioso chi non conoscene mancu son nugoresoso. Un altro obiettivo che aiata sa manifestazione fu questo de faches praticare a sor giovanos comportamento scurrettoso che a sa tutela desambiente, collire e riciclare sarga. Su Nugoro, Crasa, a essere in su campo de Salbalonga, secondo in classifica e candidata a vinche su campionao. Una trasferta difficile, caso laziale sana mania una formazione de Gabalaberu, che in giocadores espertos e bene preparaor dai sughettu tecnico e giovanor bravo Ormeda. Su che ha fatto su Nugoro de su restu e prosi squadra allenata da Marco Mariotti, questa partita a essere una prova de maturidade pro comprendere te punte sa creschida e sa formazione. Su Nugoro a colau su turnu de Coppa Italia binchende chi in sostiamare, fino a Sacommo su Nugoresoso hanno fatto menzusu chi in squadra de livello elevau e dunque si spera este chi s'appartia che in Salbalonga non siata una gara a senso unico. Totusi squadra depete traballare animo e pare, come ti ha fatto Dominica Colada, che in pazienza, concentrazione e azza preparare fronte a sa forza de Salbalonga. De su resto su Nugoro a disponimento giocatore fortes e azzudoso che accappai, Alonzi e Cadau. Una bella gara duncasa entre due squadras che cheren esichire a barrare in cucuru desa classifica.